Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta tonno extra gusto Mare Blu 6 per 80 grammi a 3,99 €. Latte UHT parzialmente scremato Podda 4 per 1 litro a 3,49 €. Biscotti Balocco, fagottini o gocciolotti 700 grammi a 2,29 €. Olio Evo Dante Terre Antiche 750 ml a 4,59 €. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. EMI cosa ha da dire sul capitolo EMI? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da EMI perché è EMI. EMI Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, EMI Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. EMI Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il notiziario del news dall'Ogliastra. Partiamo oggi con una bella notizia da Tertenia. C'è una svolta per il futuro dell'area archeologica di Fusti e Carca nel territorio di Tertenia. È stata infatti formalizzata nei giorni scorsi la consegna anticipata del sito al comune, che potrà così ora avviare le procedure per il recupero, la messa in sicurezza e la valorizzazione dell'importantissimo complesso scoperto quasi per caso durante i lavori sulla nuova statale 125 nel tratto Tertenia-San Priamo. Il sito venne individuato nel 2017 durante il cantiere ANAS per la realizzazione dell'orientale sarda. Quella che inizialmente sembrava una semplice presenza di reperti romani si rivelò invece una scoperta archeologica di straordinaria importanza. Gli scavi portarono alla luce un vasto insediamento con oltre 40 ambienti, un impianto produttivo con 3 fornaci, migliaia di reperti e persino un tratto di una delle principali strade romane dell'isola. L'importanza del ritrovamento spinse il Ministero della Cultura a dichiarare l'area di interesse archeologico particolarmente rilevante, imponendo una variante al tracciato della nuova statale. ANAS modificò così il percorso della strada di 1 chilometro per preservare il sito. Nel 2021 conclusi gli interventi di scavo e restauro, il villaggio venne ricoperto e protetto con sacchi di pomice e materiali specifici, una scelta adottata sia per difendere le strutture dagli agenti atmosferici sia per prevenire possibili azioni dei tombaroli, garantendo allo stesso tempo la possibilità di una futura riapertura. Dopo un lungo iter amministrativo che ha coinvolto Comune, ANAS,
demanio e soprintendenza è arrivata la consegna anticipata dell'area all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giulio Murgia. Si tratta di un traguardo storico per Tertenia, ha detto il primo cittadino. L'obiettivo è ora reperire i finanziamenti necessari per avviare i lavori di restauro e rendere nuovamente fruibile il sito, considerato una risorsa strategica per la crescita culturale e turistica del territorio. Le ricerche archeologiche hanno documentato una frequentazione dell'area dal IV secolo a.C. fino al VI secolo d.C., quindi parliamo di un periodo di circa 1000 anni. Tra i reperti rinvenuti anfore, ceramiche pregiate, manufatti provenienti dal Mediterraneo, un raro piatto decorato con la scena di Bacco che dà da bere a una pantera, testimonianze che raccontano la storia di uno degli insediamenti più importanti immersi negli ultimi anni in Sardegna. L'archeologa Paola Mancini, che ha diretto gli scavi: sono molto felice che questo iter sia arrivato a una pietra miliare, servirà ancora a tempo, ma sono certa che arriverà il giorno in cui rivedremo riemergere i muri del sito che rappresentano un unicum in Sardegna. Sarà un dialogo affascinante tra la strada romana riportata alla luce dagli scavi e quella contemporanea che oggi le corre accanto. Andiamo avanti con il nostro notiziario, parliamo ancora di amministrative in Ogliastra, ci spostiamo a Orsulei, dove il sindaco Ennio Arba è stato riconfermato per la terza volta primo cittadino di Orsulei. Le urne delle amministrative hanno consegnato un risultato nel segno della continuità, come già abbiamo detto ieri. Arba, la guida della lista Avanti Insieme per Orsulei, ha ottenuto oltre il 60% di preferenze e abbiamo il piacere di averlo al telefono con noi. Buongiorno sindaco e tanti auguri. Buongiorno a tutti voi. Sindaco, allora la battuta su questo bellissimo risultato, anche un'affluenza molto alta a Orsulei? Sì, l'80%, quindi abbastanza alta, quindi sono mobilitati tutti, sia favorevole alla mia lista che anche agli altri, quindi va bene che sia l'interesse di tutti, quindi sono più contento anche per quel fatto. Vi hanno voluto proprio a furor di popolo. Sì, poi sono contento perché finalmente abbiamo una lista di persone che non avevano mai amministrato, dei giovani, speriamo che sia la promessa per il futuro, per la piena fiducia in loro. Hanno riposto i miei elettori. Sindaco, sa già quando sarà l'insediamento? Ha già una data? No, ancora non lo sappiamo, dobbiamo salire adesso a vedere con lo segretario di fare tutte le pratiche necessarie praticamente dell'avviso agli elettori che sono stati eletti, ai consiglieri che sono stati eletti, e quindi procediamo abbastanza rapidamente, penso. Quindi. Nella sua lista aveva, come ha detto, dei consiglieri molto giovani che hanno ottenuto anche molti voti. Molte preferenze. I più giovani hanno ottenuto più preferenze, quindi è abbastanza contento anche per questo, quindi va bene che c'è un interesse, hanno creduto in loro e sono la speranza del futuro, quindi che riescano a rimanere in paese soprattutto e sviluppare sia la parte politica che lavorativa all'interno della comunità nostra. Benissimo, grazie sindaco per essere intervenuto, la lasciamo andare al lavoro, buon lavoro. Grazie. Ecco, abbiamo appena sentito il sindaco di Orsulei, il decano dei sindaci, confermato per la terza volta alla guida del paese montano, mentre lo sfidante Gianpietro Caviddu, che era alla guida della lista Totuvaris Portulè, ha conquistato il 39,12% delle preferenze e ha così commentato: prendiamo atto del risultato e facciamo i complimenti alla lista vincente, ringrazio chi ci ha dato fiducia e chi ha lavorato al nostro fianco, continueremo a dare il nostro contributo per il bene della comunità con senso di responsabilità e impegno. Queste le parole dello sfidante Gianpietro Caviddu, che accoglie così la sconfitta al voto. Andiamo avanti, ci trasferiamo a Lanusei, punto nascita ancora al palo. La sanità ogliastrina chiede rinforzi e concorsi dedicati, mancano 70 medici in organico dell'ASL. Sono queste le note dolenti emerse ieri nell'aula consigliare del comune di Lanusei durante la conferenza sociosanitaria
territoriale dell'Ogliastra convocata dal presidente e sindaco di Lanusei Davide Burchi per fare il punto sulla situazione della sanità in Ogliastra. All'incontro hanno partecipato il direttore generale dell'ASL Ogliastra Andrea Fabbo, il direttore amministrativo sanitario, il vicepresidente della provincia Ogliastra e il sindaco di Iersu Carlo Olai, e poi c'erano quasi tutti i primi cittadini del distretto. Al centro della riunione la relazione del direttore generale Fabbo, che ha illustrato criticità e prospettive della sanità ogliastrina sia sul fronte ospedaliero che su quello territoriale. Tra le principali emergenze emerse durante il confronto figurano la carenza di personale medico e le difficoltà legate alle guardie mediche, in particolare nei comuni costieri durante la stagione estiva. Attualmente mancano 18 medici sui 44 previsti per garantire il servizio di continuità assistenziale delle guardie mediche turistiche. Resta inoltre ancora irrisolta la questione della riapertura del punto nascita dell'ospedale di Lanusei. Il percorso è stato avviato, ma i requisiti minimi richiesti per la riattivazione non sono ancora stati raggiunti per poter riaprire in sicurezza. È infatti necessario disporre di reparti di pediatria e ginecologia pienamente operativi, cosa che attualmente non succede. Segnali positivi invece arrivano dalla cardiologia, dove potrebbero presto entrare in servizio 4 nuovi specialisti, contribuendo a rafforzare un reparto strategico per il presidio ospedaliero. Il dato più preoccupante riguarda però l'organico complessivo dell'ASL Ogliastra. Attualmente mancano 56 dirigenti medici, poi 70 in totale si contano tutte le figure, una carenza che continua a pesare sulla qualità e sulla continuità dei servizi. Per questo motivo la conferenza ha avanzato una richiesta politica precisa all'assessorato regionale alla sanità e ad Ares: consentire l'organizzazione di concorsi dedicati esclusivamente all'ASL Ogliastra, con l'obiettivo di accelerare le assunzioni e rispondere alle esigenze del territorio. Nel corso della giornata è stato rinnovato il comitato di distretto sociosanitario. Alla presidenza è stato eletto il sindaco di Talana, Cristian Loddo, mentre il ruolo di vicepresidente è stato affidato al sindaco di Perdasdevogu, Bruno Chillotti. Per amministratori e operatori sanitari la strada da seguire è tracciata. Ora si attendono risposte concrete per rafforzare la sanità ogliastrina e colmare le gravi carenze di personale. Andiamo avanti ora. Giornata di festa ieri in Ogliastra per 2 traguardi davvero speciali. A Villa Grande zia Eginia Floreddu ha raggiunto il secolo di vita circondata dall'affetto delle figlie, dei familiari e dell'intera comunità. L'importante ricorrenza è stata celebrata con una messa di ringraziamento officiata da Don Giuliano e Don Mario. Per il comune la centenaria rappresenta un esempio di serenità, forza e saggezza, valori che da sempre caratterizzano la comunità di Villa Grande. Anche a Baunè la comunità si è stretta invece attorno a zia Rosa Secci, che ha festeggiato i suoi 100 anni partecipando alla messa insieme a parenti e amici, un traguardo che l'amministrazione comunale ha voluto celebrare in modo particolare concedendole simbolicamente la fascia tricolore per un giorno, come segno di riconoscenza e affetto da parte di tutto il paese. Ci spostiamo ora a Tortolì, un viaggio nella storia genetica della Sardegna per comprendere le origini e i percorsi che nei millenni hanno contribuito a definire l'identità dell'isola. E questo è il tema dell'incontro Cosa racconta il nostro DNA, un appuntamento dedicato alla ricerca scientifica e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale sardo. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di candidatura dei paesaggi culturali della Sardegna e le comunità della longevità a patrimonio mondiale UNESCO, con l'obiettivo di approfondire il legame tra passato, territorio e identità attraverso il contributo di studiosi ed esperti. L'appuntamento è in programma a Tortolì il 15 giugno alle 18:30 al Teatro San Francesco. Chiudiamo con lo sport. Importante risultato sportivo per il giovane cavaliere di Bari Sardo Simone Mulas, protagonista ai campionati regionali di salto a ostacoli disputati a Santa Giusta. In sella la sua inseparabile cavalla Nebbia. Simone ha conquistato un prestigioso 5° posto, distinguendosi in una competizione che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la Sardegna. Un risultato che premia il lavoro, la costanza e la passione del giovane, frutto di un percorso costruito giorno dopo giorno insieme alla sua compagna
di gara. Determinazione, spirito di sacrificio e fiducia reciproca tra cavaliere e cavallo sono stati gli elementi che hanno permesso alla coppia di ottenere un piazzamento di rilievo in una delle principali competizioni regionali dedicate all'equitazione. Per l'amministrazione di Barisardo si tratta di un traguardo che rende orgogliosa l'intera comunità. Congratulazioni sono state rivolte non solo a Simone ma anche alla sua famiglia, agli istruttori e a tutte le persone che lo hanno sostenuto nel percorso sportivo. Chiudiamo così il notiziario di oggi, torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.